tutti cari amici di Media News TV Europe, siamo al consueto approfondimento, oggi dedicato al mitico Cagliari che esattamente 49 anni fa, il 12 aprile del 1970, si laureava campione d'Italia per il tripudio generale dell'intera Sardegna e di tutti i sardi emigrati al nord Italia e in varie parti del mondo. Dopo aver definitivamente legittimato ambizioni tricolori grazie al cammino di cui fu artefice la squadra sarda nel precedente campionato, dove andò per la prima volta vicina al successo grazie al secondo posto finale, solo dietro la Fiorentina. La primavera del 1970 portò a Cagliari uno storico scudetto che coincise con il primo importante trofeo vinto dalla società isolana in mezzo secolo di vita, oltre all'approdo assoluto del titolo nazionale in un club del Mezzogiorno d'Italia. Un fatto che superò il mero ambito sportivo per divenire a suo modo parte della storia del paese. Ma riviviamo insieme con le bellissime immagini di tutti i gol della stagione vincente di Riva e Soci verso il traguardo dello storico scudetto. Dalla regia possono partire le immagini.
Cari amici sportivi, rientrando in studio, la squadra di Manlio Scopigno, detto il filosofo che aveva i suoi punti di forza nei confermati Gigi Riva, Nenè ed Enrico Albertosi, nonché dei nuovi acquisti Angelo Domenghini e Bobo Gori, il quale ben sopperì, ricordiamolo, alla partenza di Boninsegna all'Inter, si portò in testa sin dalle prime battute del campionato. A metà torneo il vantaggio sulla più accreditata rivale, la Juventus, era di 2 punti. Il pareggio di 2-2 nello scontro diretto al Comunale di Torino del 15 marzo 1970, con i rossoblù capaci di rimontare per ben 2 volte lo svantaggio, lanciò di fatto i sardi verso la conquista di quel tricolore, giunto matematicamente il successivo 12 aprile davanti al pubblico amico dell'Amsicora dopo il 2-0 sul Bari. A corollario del trionfo, Riva vinse per la terza volta in carriera la classifica cannonieri della Serie A con 21 reti. Lo scudetto del Cagliari rappresentò il vero ingresso della Sardegna in Italia. Fu l'evento che sancì infatti l'inserimento definitivo dell'isola nella storia del costume italiano. L'isola aveva bisogno allora di una grande affermazione e l'ha ottenuta piacevolmente con il calcio, battendo gli squadroni di Milano e Torino, tradizionalmente le capitali indiscusse del football italiano. Lo scudetto rossoblù ha così permesso alla Sardegna di liberarsi da antichi complessi di inferiorità ed è stata un'impresa positiva, un evento gioioso trascinato dal mitico Gigi Riva, divenuto da quel momento l'indiscutibile imperatore del Regno di Sardegna. Sembra che lì applichi perfettamente il motto meglio soli che male accompagnati, perché ha un po' la fama di solitario. Fatto sto bene con me stesso. A volte... Non è poco sentirlo dire? Sì, sto bene. Sono arrivato a 17 anni qui e quindi ero un ragazzino, poco più di un ragazzino. E qui mi sono formato, qui sono diventato uomo, qui sono cresciuto, avevo già la predisposizione forse anche il suo caratteriale a diventare sardo. Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole. Quando un calciatore cade, sembra sempre che provi un dolore terribile ogni volta. E poi si alzano e corrono. E poi si alzano e corrono. Ma sì, quelli mi danno. Provano dolore? No, sicuramente ci sarà dolore, ma magari non grave da rigirarsi per terra 6 o 7 volte. Quando si prova dolore veramente, lei tra l'altro l'ha provato, sì. La situazione è ben diversa. Quando si prova dolore si resta giù per terra e vai fuori in barella, se no non hai provato dolore. Se potesse cambierebbe qualcosa in se stesso? Beh, sì. Sì. Non la squadra in cui ha giocato. No. Questo rimane un ricordo bellissimo, riuscire a portare lo scudetto in Sardegna in quei periodi, quando un carabiniere si comportava male gli dicevano ti sbatto in Sardegna. C'è qualcosa
che la fa ridere, un comico particolare che la diverte? Alberto Sordi. Rivedere il Marchese del Grillo, per esempio, è una cosa. Posso rivederlo per la 7ª, 8ª volta, perché l'ho già visto 6 volte. No, poi ci sono dei bei film che ricordo. Uno che ricorda con piacere. Love Story, per esempio, era roba da ragazzi e quindi è bellissimo. E poi, come dire, molto legato alla sua generazione. Esatto, era proprio la mia generazione. Invece il suo piatto preferito? Ma i frutti di mare vivi, cioè quelli crudi, quelli... I ricci di mare al poetto anche. O i ricci, o i tartufi, o gli arselloni grandi. E la sua canzone preferita? Nina e De André. De André mi ha proprio accompagnato nella vita con le sue canzoni, con le sue regole, con il suo modo di Non pensare. è un caso forse, un altro sardo adottivo? Sì, esatto, ma io lo capisco, sono stato poi a vedere dove ha fatto la casa, era il posto adatto a lui perché in mezzo L'ha sentito molto vicino, diciamo. Sì. Amici sportivi, il Cagliari in quella stagione si comportò bene anche in Coppa Italia, dove come 12 mesi prima raggiunse il girone finale per l'assegnazione del trofeo, classificandosi stavolta al 3° posto. Più breve fu invece il cammino europeo in Coppa delle Fiere. Dopo aver eliminato al primo turno i greci dell'Aris Salonico, i rossoblù caddero ai 16esimi di finale dinanzi ai tedeschi orientali del Carl Zeiss Jena. A fine stagione, dopo lo scudetto cagliaritano, il commissario tecnico degli azzurri, Ferruccio Valcareggi, convocò 6 giocatori della formazione neocampione d'Italia. Nell'ordine Albertosi, Domenghini, Gori, Riva, Nicolai e Cera per il mondiale della nazionale azzurra in Messico, arrivata seconda sconfitta amaramente in finale dal mitico Brasile di Pelé col secco punteggio di 4-1. Ringraziando al termine di questo speciale per la cortese attenzione, vogliamo chiudere questo approfondimento dedicato al Cagliari campione d'Italia con il gol più bello di tutti i tempi realizzato dal mitico e intramontabile Gigi Riva proprio in quella stagione al Menti di Vicenza con un'acrobazia davvero incredibile. Da Renato Scanu e dalla redazione di Media Sport TV a tutti voi la più cordiale buona giornata. A Vicenza la situazione è immutata rispetto ai nostri precedenti collegamenti, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0, la squadra ospite ancora distesa in contropiede, la palla spiove dalla sinistra in piena area veneta, si impenna, arriva in rovesciata e in rete! Vicenza, Cagliari in vantaggio per 2-0 a Molinari. È eccezionale, 2 gol segnati oggi, ha sfatato la leggenda del Cagliari che segna poco in trasferta e siamo sempre più in testa alla classifica, come diceva prima il collega Ciotti. Soprattutto grazie al risultato del Napoli che è andato a vincere a Firenze. Comunque rimane sempre la Juventus che fa veramente paura. Un giudizio su Vitali che oggi abbiamo visto abbastanza attivo. Ma appunto, è un combattente, uno che non ha paura, è proprio il classico centravanti di sfondamento. E penso che il gol che abbia fatto insomma, se lo sia meritato. L'abbiamo vista dappertutto oggi, in attacco, in difesa e anche in un episodio particolare, a proposito dell'invasione di campo di un solitario tifoso. Ce lo vuole raccontare? Ho intuito le intenzioni di questo signore. Ho intuito, guardi, era già oltre la rete di recinzione. Sono stato uno dei primi a vederlo entrare, stava per colpire Zignoli, e fortunatamente l'ho visto, ho fatto tempo a fermare. E lei l'ha placcato? Sì, insomma. Come ha messo un po' a terra anche il Vicenza con i 2 gol di oggi, ce li racconti? Sul primo è stato un'azione di Gori, penso che lo si debba in gran parte a lui. Ha controllato una palla sulla sinistra e ha centrato, io ero nettamente fuori tempo, sono arrivato comunque col ginocchio a colpire il pallone e a metterlo in rete. Sul secondo è stata una palla, un cross di Bruniera, alzata da Domenghini e fortunatamente l'ho rigirata in rete con una rovesciata. Abbiamo avuto l'impressione che lei corresse incontro al pallone e poi avesse cambiato idea improvvisamente. La palla arrivava alta e l'unico sistema per colpirla era quello. Dunque, di questa classifica? Classifica, insomma, ci siamo ancora noi in testa. Speriamo di rimanerci. L'Italia è ancora in testa alla classifica dei canonieri, ma insieme con Riva. Com'è questo Gigi Riva?
Gigi Riva è un fenomeno, almeno ha dimostrato oggi come sempre di essere il miglior attaccante che ci sia in assoluto. Come ho detto già ai giornalisti, io sarei contento di fare 5 gol in meno di quelli che fa lui e andare alla fine campionato, perché penso che lui come minimo arriverà a 20 gol. Va bene, le auguriamo di fare altrettanto, intanto ci riassuma il gol segnato oggi. Oggi è venuto su punizione, ho tagliato un po' il pallone, l'interno destro si è infilato a rasoterra sull'angolo sinistro di Albertosi. La vediamo un po' più tranquillo che non un quarto d'ora fa, c'era un certo clima nervoso in campo. Eravamo tutti nervosi perché noi ci aspettavamo di fare, ci si proponeva di fare un risultato buono contro questo grande Cagliari e il primo tempo abbiamo giocato piuttosto a rilento. Il secondo tempo invece penso che ci saremmo meritati il pareggio. Che cosa pensa nel complesso di questo Cagliari lanciato verso lo scudetto? Io dicevo che il campionato l'avrebbe vinto la Fiorentina, se sincero, ma penso che oggi come oggi il Cagliari sia più forte e vincerà il campionato.